Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Siamo con Francesco Papagallo, presidente della 12ª zona. Allora, innanzitutto, quali sono le attività che proporrete per questa stagione sportiva? Bene, noi abbiamo già all'inizio dell'anno sempre un calendario, facciamo un calendario per programmare l'attività annuale, perché abbiamo degli appuntamenti fissi che servono anche per selezionare i bambini. Parliamo dell'attività giovanile, la Federazione Vela si occupa di tutte le attività di vela, ma in particolare siamo particolarmente attenti all'attività giovanile. Per cui adesso siamo praticamente alla fine dell'anno. Le prossime attività che avremo ancora, noi abbiamo in zona 2 classi fondamentali giovanili che sono l'Optimist, che sono delle barchette molto piccole che vedete qua, quindi abbiamo ancora una regata zonale, e abbiamo poi i laser. Adesso si chiamano ILCA perché non è un solo cantiere che li produce, ma si è liberata la costruzione. Quindi queste sono le 2 classi giovanili, diciamo a livello agonistico, che nella 12ª zona, che comprende quasi tutto il Veneto, noi pratichiamo. Abbiamo ancora 2 regate di queste, ma continua sempre l'attività promozionale a livello dei singoli circoli. Noi abbiamo dei circoli lagunari come quelli che ci sono qua, ci sono 2 circoli, il Casanova e il Vela Mestre, e in più ci sono altri circoli al di fuori della laguna. In particolare in laguna abbiamo la compagnia della vela che ha sede a San Giorgio, e abbiamo anche l'associazione Velica Lido e il diporto velico veneziano. Quali sono i vostri obiettivi principali? Ci ha detto che appunto puntate molto sui giovani, e oltre a questo gli obiettivi della vostra attività sportiva? Gli obiettivi della nostra attività è principalmente la diffusione della vela a tutti i livelli. Per cui ho parlato dell'attività giovanile, ci sono anche delle regate offshore. Tra l'altro poi avremo a metà del prossimo mese la Veneziana, una regata particolarmente frequentata che si fa con delle barche grandi. E poi abbiamo appunto, come ho detto prima, l'attività di avviamento alla vela, che però si concentra, diciamo, in primavera, per cui ormai siamo un po' alla fine dell'anno, però si continua, e soprattutto per i giovani sono cominciate le scuole. È stato inaugurato appena adesso il Polo Nautico di Venezia, e siamo qui per questo, appunto, fondamentalmente. Un suo parere, una sua prima impressione? La mia impressione è che si sia fatto un grande lavoro a livello edilizio. Adesso bisognerà fare un grande lavoro a livello organizzativo da parte dei circoli e dei volontari dei circoli.